Questa è una notizia che ci ha emozionato moltissimo e abbiamo versato appunto fiumi di lacrime dalla gioia. Tanto felice anche perché le persone che ci hanno aiutato finora son tantissime. Sono ancora emozionati Mattia e Giorgia, i genitori del piccolo Nicolò Martin, il bimbo al quale è stata diagnosticata l'atrofia muscolare spinale, malattia rara e degenerativa. A riempirli di gioia e a ridare una speranza di vita al loro piccolo di appena 9 mesi è stata la Regione del Veneto, che ha deciso, grazie all'aiuto del governatore Luca Zaia e dell'assessore alla sanità Manuela Lanzarin, di farsi interamente carico delle spese per l'acquisto dello Zolgensma, un farmaco costosissimo e disponibile solo negli Stati Uniti, in grado di migliorargli la vita se somministrato entro i 24 mesi di vita. Lo Zolgensma costa 2.100.000 euro. Il 29 dicembre la telefonata all'hospice di Padova che ha segnato la svolta per questa famiglia. Siamo veramente fortunati ad abitare in una regione come il Veneto e non ci aspettavamo in così poco tempo di raggiungere questo obiettivo che per noi era un ostacolo insuperabile. Per i bambini affetti dall'atrofia muscolare spinale le aspettative non superano i 2 anni di vita perché la malattia non permette la rigenerazione dei motoneuroni. Solo grazie a questa cura si può tentare di combattere contro l'ASMA 1. Il farmaco che viene somministrato a Nicolò a oggi serve soltanto per mantenere in vita i motoneuroni vivi, mentre il farmaco americano sembra proprio sia una cura. Quindi serve a far riprodurre da quando somministrato la proteina SMN1, che è quella che manca a questi bambini. Dopo l'annuncio di papà Mattia sui social e prima dell'aiuto della regione, 8.000 persone hanno donato oltre 270.000 euro, soldi che andranno in un conto intestato a Nicolò per sostenerlo nel suo percorso futuro e per aiutare altri bambini che necessitano della stessa cura. Saluta. Come si fa ciao con la manina?